Chiamò i suoi fratelli minimi, cioè che stanno sotto a tutti, un segno di grande umiltà, quello del fondatore dell'ordine, San Francesco da Paola, richiamato dal vescovo a Lavagna durante la messa celebrata nella casa delle suore minime. Oggi l'umiltà non è più di moda, ha spiegato Monsignor Tanasini, tutti vogliono apparire e valere, un atteggiamento presuntuoso che può sfociare in atti gravi, tra questi l'abuso di potere, approfittare di una posizione per sottomettere gli altri. Il vescovo mette così in guardia, è un fatto grave che può accadere anche nella quotidianità. Possono succedere in una famiglia, quando i genitori non sono disposti a rispettare la dignità dei figli, quando vogliono determinare la loro vita, quando decidono loro la strada che i figli devono prendere. Possono avvenire anche in una comunità, possono avvenire nel rapporto tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti. Tutto questo è frutto della mancanza di umiltà, del fatto di essere consapevoli della necessità di non essere prevaricatori degli altri. Il vescovo richiama infine la virtù della carità di San Francesco da Paola, un atteggiamento che tutti i giorni viene rispettato nella casa di Lavagna come segno di amore gratuito che nasce dalla volontà di seguire ogni giorno il messaggio di Gesù. Praticare l'umiltà, praticare la carità, praticare l'accoglienza, non alle persone che non vediamo, ma alle persone che abbiamo vicino, nelle piccole cose, in quello che viviamo giorno per giorno. Sono tante le occasioni che si presentano. Da chi è stata animata e come è stata preparata questa festa? Dalla superiore, da Suor Lucia, Suor Eliana, Suor Cecilia, le suore che sono qui, con la partecipazione di tutte le collaboratrici e dei parenti che hanno fatto l'addobbo, hanno preparato i fiori, hanno lavorato tutte volentieri.